Comincia, si aprono le danze, è cominciata. Chievo Sant'Angelo. Ancora Sant'Angelo sulla corsia di destra adesso, dentro Arlotti, poi di nuovo il pallone, la parata di Tosi con la mano aperta, mancina. Tutte dentro le torri, quindi Ugè, Cubanelli. Va Danieli nell'area, piccola, Piombino respinge, poi De Cerchio! Traversa piena! Madonna, l'ha rotta la traversa, l'ha spezzata in due De Cerchio da casa sua, un missile terra-aria, però peccato qui vicino al vantaggio De Cerchio. Molto bravo Prandini, adesso c'è lo spazio per De Cerchio, rientra sul destro, bloccato proprio nel momento più importante. Danieli nuovamente da Brighenti, traversone, no, conclusione, e poi il fallo in attacco da parte di Colferai, ma la palla era rimasta nell'area piccola pericolosamente. Va con il destro Trilò, Fiorin, slalom e poi sinistro. Centrale però, bel gioco di gambe qui, velocissimo nello stretto Fiorin. Secondo tempo, mod on, si riprende. Pallone per De Cerchio, limite dell'area di rigore, De Cerchio con il destro, leggermente alto. Buona conclusione dell'ex Campobasso, quando inneschi De Cerchio puoi sempre creare qualcosa. Ancora De Cerchio con tre uomini, non riesce a trovare il varco, Trillossi e quindi Danieli. Il pallone dentro per Colferai. Di un centimetro, di un niente qui, con il ciuffo Colferai non riesce ad agganciare la bellissima palla messa dentro da Danieli, a un passo dal vantaggio qui il Chievo. Il centrocampista Barasino, adesso la sventagliata in area di rigore, c'è il colpo di testa e il fuorigioco. Non è regolare il gol ospite, quindi si rimane sullo 0-0, però si è fatta trovare impreparata la difesa bianco-blu. Va il 10 Clivense, Cubanelli con il sinistro, la parata di Piombino e poi di nuovo Chievo, Ugè ad accompagnare l'azione, zona bandierina. De Cerchio, cross, arriva sul secondo palo, Andrea Dallara, un gol magnifico del 13 bianco-blu ed è sbucato dalla nebbia. Andrea Dallara è entrato da pochissimo dentro al campo ed è entrato subito invece nel tabellino. Chievo è avanti 1-0. Non se ne vedono tutti i giorni. Poi Paulinho di testa e la deviazione, l'autorete c'è stato nel colpo di testa di Ugè, il tocco in porta che determina il raddoppio per gli uomini di Allegretti. Va Panatti con la battuta di questo calcio di punizione, il mancino a rientrare del Dies del Sant'Angelo. Conclusione in porta e c'è il gol ospite, Panatti 2-1. Ma va la rimessa ora del Chievo, qui la panchina bianco-blu, lo stesso avviso però il direttore di gara. Ancora il 7 che si guadagna un altro fallo laterale. Si resta in zona bandierina. Panatti si allunga un po' il pallone, la palla resta in campo e poi il colpo di testa di Gulinelli alto. C'è ancora un filino da soffrire, ma si avvicina. Non lo diciamo, aspettiamo un attimo. Attendiamo. L'arbitro guarda il Si cronometro, avvicina alla ha già il fischietto in bocca. Ed eccola la quinta vittoria consecutiva del Chievo Verona. Bandiera a scacchi, termina il match, sono 12 i risultati utili nelle ultime 13, sono 8 di fila in casa per un Chievo sempre più solido e decisivo.